Ha riscosso un grande successo la sesta edizione di Su Mortu Mortu, il nostro Halloween, realizzata all'interno del progetto di storytelling Racconti Erranti, organizzato dall'Associazione Tusitala e dall'Associazione Il Corso, con la direzione artistica di Monica De Murtas. Un ottimo riscontro, vista la grande attesa per uno dei primi eventi di teatro di strada realizzato a Sassari dopo il ridimensionamento delle restrizioni sanitarie anti-Covid. Nel rispetto delle norme vigenti, il centro storico ha accolto sabato 30 ottobre una fiumana di spettatori di ogni età. Anche l'evento di apertura del 29 ottobre, organizzato in collaborazione con Taribari dal titolo La Festa dei Morti, dedicato alla tradizione del culto dei defunti in Sardegna e nel mondo, ha registrato il tutto esaurito. Ad aprire gli appuntamenti l'evento sold out Su Mortu Mortu Horror Show, realizzato negli spazi dell'ex cinema Quattro Colonne. La suggestiva galleria ottocentesca, restituita per un giorno alla città, ha offerto al pubblico, grazie anche ad effetti scenici e a un disegno luci studiato per l'occasione da Toni Grandi, un viaggio nel mondo fantastico della tradizione sarda in Su Mortu Mortu e di quella anglosassone di Halloween. È stato un ritorno a quella normalità che tutti attendevamo, queste le parole di Monica De Murtas, dopo il lungo periodo di restrizioni sanitarie anti-Covid. Tra il pubblico c'erano intere famiglie, arrivate in costume. Il pubblico di Su Mortu Mortu, il nostro Halloween, non è composto da spettatori passivi, è un pubblico che ama interagire con gli artisti in scena in una grande festa collettiva.